Allora, la prima cosa che voglio dire è che non ci sta Bossi dietro il federalismo. Diciamo che il fenomeno del federalismo, cioè il decentramento di poteri, di spese e di tassazione, non è un fenomeno che tocca soltanto l'Italia o la Sicilia. È un fenomeno che sta toccando tutto il mondo. Negli ultimi 20 anni tutti gli stati, tutti, hanno decentrato. Quelli federali sono diventati ancora più decentrati. Citiamo uno studio della Banca Mondiale. La Banca Mondiale qualche anno fa ha detto che il 95% dei paesi ha, decentrato poteri di spesa e poteri di tassazione. Ma non è l'unico fenomeno internazionale a cui abbiamo assistito in questi anni. Questo fenomeno va di pari passo con il rafforzamento delle entità sovranazionali. L'Unione Europea diventa più forte, le organizzazioni che si occupano di commercio diventano più forti, c'è globalizzazione, c'è internazionalizzazione. Apparentemente sembrano due fenomeni schizofrenici, no? Localismo e globalizzazione. Anche qui la teoria economica ci ha spiegato che non sono due fenomeni in contrasto, in contraddizione, ma ci sono dei nessi di causalità. Con l'avanzare dell'internazionalizzazione, dell'apertura dei mercati, la domanda di decentramento è più importante. Ma appunto a questo punto dobbiamo chiederci: ma perché si vuole decentrare? Perché tutti i paesi, ripeto, non è un fenomeno che tocca l'Italia, perché tutti i paesi stanno decentrando, hanno decentrato? E anche qui c'è di aiuto la teoria economica, perché la teoria economica ha proprio dimostrato che il decentramento nei poteri di spesa e di tassazione, se ben attuato, sotto determinate condizioni, porta più efficienza in un sistema economico. Quindi questo è un risultato che la teoria economica ha ormai acquisito, è incontrovertibile, però attenzione, questo è un risultato di maggiore efficienza nell'offerta dei beni pubblici e nella tassazione si realizza se e solo se esiste diversità, differenziazione nelle preferenze tra i cittadini dei vari governi locali. Questo cosa significa? Significa che la ragione d'essere del federalismo fiscale, è proprio quello di proporre la diversità, la differenziazione nei modelli di spesa e quindi di tassazione. Ma sempre la teoria economica viene incontro a quello che dicono appunto i politici. La teoria economica dimostra che il federalismo porta, ci dice, più accountability nei governi locali. Vale a dire, siccome si realizza una prossimità tra cittadini e politici, i politici conoscono meglio le preferenze dei propri cittadini, i cittadini in teoria sono in grado di esercitare, di disciplinare meglio il comportamento dei politici. Come? Facendo una valutazione comparativa. Io abito a Prissi e posso osservare quello che fa il sindaco di Palazzo Adriano e posso fare questa valutazione comparativa e posso capire se il mio sindaco rispetto al sindaco di Palazzo Adriano offre un livello di servizio analogo e qual è l'ICI, ad esempio, quando c'era. E per esempio io e Massimo Cordignone abbiamo stimato questo effetto dell'ICI sui comuni lombardi e gli effetti che abbiamo ottenuto sono proprio coerenti con la teoria economica. Quindi più responsabilità è un dato acquisito, però attenzione, questa maggiore responsabilità si realizza solo ad una condizione, si realizza se c'è un governo centrale forte che sa disciplinare, che sa governare i governi locali e si realizza se c'è una società civile in grado di controllare. Ahimè, quello che succede, anche qui c'è l'evidenza empirica, è che nelle società povere la società civile è povera e debole e non sa controllare. Altro vantaggio del federalismo fiscale, un altro vantaggio importante è la sperimentazione. È possibile sperimentare nuove politiche che, se ben attuate, possono essere copiate dai governi locali. Ma il risultato molto importante, secondo me, è che gli ultimi studi della teoria economica dimostrano empiricamente che i sistemi economici che negli ultimi anni hanno decentrato sono quelli che hanno tassi di crescita economica più elevati. Questa efficienza statica, da un punto di vista dinamico, porta a tassi di crescita più elevati. Ovviamente la teoria economica mette anche in luce quelli che sono i costi del federalismo o gli svantaggi, e qui dobbiamo menzionarli: le economie di scala, le esternalità, la duplicazione delle burocrazie e anche si può verificare il fenomeno della concorrenza fiscale dannosa.
vale a dire i governi possono competere per abbassare le aliquote sulle basi imponibili, questo può generare poco gettito e quindi poche risorse per, diciamo così, per finanziare livelli adeguati. Allora, cosa significa questo? Dato che ci sono vantaggi e svantaggi, qual è la scelta? Beh, qui la scelta non spetta all'economista, no? La scelta spetta al policy maker, che appunto deve soppesare sapientemente vantaggi e svantaggi, dove la scelta ottima dipende proprio dai riferimenti valoriali della classe politica che in quel momento sta facendo la scelta. Cosa voglio dire? Voglio dire che i fautori del decentramento ovviamente hanno a cuore cosa? La differenziazione e la responsabilità.